Buongiorno a tutti, siamo con Scarpa Ferruccio, siamo a Mestre e da lui abbiamo installato ormai 2 anni fa un impianto fotovoltaico e poi un sistema ibrido della Imergas, un sistema di climatizzazione estiva e poi l'anno dopo anche un accumulo della Tesla da 13 kW e mezzo. Quindi appunto la domanda che ti faccio è: funziona questo impianto? Funziona questa batteria? Perfettamente, sono soddisfatto. Ok, quindi abbiamo un piccolo impianto che è da 3 kW picco, perché la cosa bella è che abbiamo installato questo impianto fotovoltaico all'interno di un piccolo condominio, dove appunto i 3 condomini hanno deciso di fare 3 impianti gemelli e quindi anche a livello estetico è venuto un bel lavoro sul tetto. Cosa ci dici, Ferruccio, di come abbiamo lavorato? In maniera perfetta, precisa e ottimale, sia dal punto di vista esecutivo, sia dal punto di vista impiantistico. A me interessava parlare di dati, quindi a livello economico, la tua bolletta del gas, di quanto era prima di installare il sistema Si ibrido? aggirava su intorno ai 1200-1400 euro all'anno di gas. Ok? Adesso con il sistema ibrido quanto spendi di gas? Quando arrivo a tanto, arrivo a 400 euro All'anno? all'anno. Ok, perfetto. E a livello di comfort, di riscaldamento? Ottimale perché raggiungo una temperatura che è più alta rispetto a prima e quindi anche sotto questo aspetto, oltre che economico, anche di efficienza, è migliorata sicuramente. Cosa ti ha spinto a scegliere di fare un impianto fotovoltaico? Io cercavo la caldaia perché dovevo sostituire la caldaia dell'impianto a gas e ero orientato a una condensazione. Parlando con te mi avevi accennato che c'era la possibilità di metterla ibrida e a quel punto automaticamente è venuto fuori il discorso del fotovoltaico. La mia perplessità era che mi ero già qualche anno prima interessato al fotovoltaico e in quel periodo, abitando appunto in condominio, quelli che erano venuti a verificare la possibilità, quando hanno visto che il fabbricato era condominiale, avevano scartato l'ipotesi perché dicevano che non si poteva installare. Quindi invece tu mi hai subito aperto, perché difatti era la mia perplessità che ti avevo dato, che ho detto non posso mettere su perché abito in condominio, no? E da lì è scaturito tutto il discorso. Un'ottima pratica perché siete riusciti a mettervi d'accordo a livello Sì, condominiale e sì, sì. quindi bravi, bravi. No, è la tua idea che ci ha fatto scattare la molla. Bene, Ferruccio, ti ringrazio per la tua testimonianza, grazie ancora e a presto. Grazie a voi. Sunshine, sunshine, every day.